Ma come ti vesti? Storie di mode, abbigliamenti e accessori fra nonni e nipoti. Il titolo di quest'anno è un titolo stimolante, curioso, ma che offre una quantità di possibili interpretazioni, di possibili letture e anche di possibili racconti, che è quello che noi sogniamo sempre di avere, di ottenere dai nostri concorrenti. E intanto moda, la parola è una parola che viene usata continuamente, quello che viene di moda, quello che passa di moda, ma bisogna ricordarsi che la moda è sempre esistita dagli antichi egizi fino a oggi. Donne e uomini hanno sempre scelto come vestirsi, mettersi un gonnellino di un colore piuttosto che un altro e apparire interessanti agli occhi degli altri. Ogni grande sarto poi nel Novecento ha dato ha dato le sue opinioni e tutti hanno cercato anche di ricordarci che appunto la moda non è un fenomeno transitorio, è una cosa che è proprio, diciamo, vicina alla natura dell'uomo, come si appare, come ci si può rendere belli per apparire o semplicemente essere in ordine. Naturalmente oggi si esagera in tutti i sensi, la moda diventa una cosa che passa velocemente come un sospiro e i nostri nonni ci possono insegnare tante cose. Ci possono insegnare quello che diceva anche un grande sarto come Hubert de Givenchy, è l'abito che deve adattarsi al corpo della donna, non il corpo che deve adattarsi alla forma dell'abito. Vediamo oggi in giro molte volte che le persone che girano non hanno capito questa grande e antica massima. Noi come ci vestiamo? Quando ci vestiamo ci presentiamo al mondo. Però i nostri nonni hanno tanto da insegnarci e hanno anche tanto da scambiare con noi. Ricordiamoci per esempio che una volta si usava, io lo ricordo benissimo anche nella mia famiglia, ognuno di noi lo ricorderà se ha abbastanza anni, passarsi i vestitini, i pigiamini dall'uno all'altro. Ricordo mio fratello che impiantò un enorme capriccio perché gli era toccato in sorte un pigiama mio che era tutto rosa con dei fiorellini e lui lo trovava proprio pigiama da donne che non gli andava bene. E mia madre gli disse no, non te lo metti perché è quello che ti tocca. Ci si scambiava, ma anche non solo su pigiamini, evidentemente vestiti, passavano da un fratello all'altro, e i cappotti duravano anni e tuttora durano in molti casi e per molte persone. L'idea della moda che sia effimera e che passi in un momento è un'idea moderna e che si può benissimo contrastare. Addirittura oggi è diventato di gran moda quello che viene chiamato vintage, cioè comprare, riciclare, commerciare, tutto ciò che riguarda l'abbigliamento umano, cioè non solo i vestiti ma anche le borse, i capelli, i capellini, i capellini con le velette, che so io, si fanno addirittura delle fiere di quello che chiamano vintage, ma non è quello che si faceva una volta. Il riciclo, l'economia circolare l'hanno inventato molto tempo fa ed è una cosa che gli anziani possono benissimo insegnarci. E quindi io direi che abbiamo indovinato questa volta un titolo veramente che ha 1000 sfumature e 1000 affascinanti possibilità di interpretazione, di rilettura, di memoria, di ricordo.
tutto il mondo della moda, però ricordiamolo, non soltanto abbigliamento, non soltanto vestiti, ma anche le scarpe, importantissimo accessorio, no? Viene detto talvolta che dalle scarpe che uno usa, che uno porta, si capisce anche che tipo di persona è. I cappelli, che oggi si usano meno, tranne nelle fotografie che tutti vediamo della corte inglese, erano una parte dell'abbigliamento femminile che una volta era molto importante e anche maschile. E tutti gli accessori che fanno parte di quello che l'essere umano si mette addosso. Quindi al lavoro. Naturalmente, un piccolo dettaglio molto importante, perché sennò si rimane esclusi, ricordiamo che la scadenza è domenica 3 marzo 2024. Ripeto, domenica 3 marzo 2024.